E quest'ora che sapete è l'ora di yoga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Sabientoni. Allora giochiamo insieme. Salve a tutti, a ringraziarvi se con noi non t'avete stella, sono felice di ritrovarvi stasera per giocare insieme ai Sabientoni. Bon, conoscete una di due squadre, la prima di quelle che rappresentano il gruppo I Occhi di Agraona. Saluto Bernard Antoine, Paolo Antoi, Davide, salute. C'è una piccola parte di Occhi di Agraona. Perché siete più numerosi, no? 632, abbiamo via tutta Agraona. Tanta scena, tanta scena. Non so, i giovani di Occhi di Agraona. Abbiamo vissuto avere la chance di ripiare il gruppo, l'anziano ci hanno lasciato e poi proviamo a fare come di maniera appena umile, come l'hanno fatto così bene quelli di innanzi. E al di là del gruppo vorremmo fare campare l'associo di Occhi di Agraona che dà corsi di chitarra, di musica, di violino e di canto ai zideli di Aval e di Agraona. E ti la gioca stasera contro la squadra più bella della vita. Due. C'è un'altra squadra di più bella della vita. Ancora Arcangele, Natalie e Pierrette, salute. Salute. Due parole non ti sa qui. E una la DMR di Accorza Sutana che interviene di più di 40 anni con tutto il pubblico proponendo servizi a persone suenti adattati ai bisogni di ognuno. Allez, salutiamo a me Sapientona, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti, buonasera. Allez, giochiamo a raffica. Bon, quelli di oggi conoscono il yoga, conoscete il yoga, i Sapientoni, ben inteso. E cominciamo a giocare un po' a raffica. A raffica è semplice, cioè le rispondi il più presto possibile a certe domande, rispondete bene, pigliate 20 punti. E mani non tu fondo, il primo che picchia è lui che risponde. Allora, cominciamo. Subito a fare questa domanda qui. Chi parola brasiliana è giocata per chiamare gli occhi poveri e disgraziati d'America Latina? Decida. Yeah. Una favela. Favela. Risposta buona. Je croyais que c'était le souk. Les bleds. Je croyais que c'était les bleds. No, tutto il mondo pensava le bidonville, ma bon, favela, è la parola giusta. Un'altra domanda, a Nanto a chi comune è un campo di schi di Valle d'Ese? Cioè le che hanno picchiato, cioè le picchiare per rispondere, sono picchiati me completi che risponde. Bastirka. Basterica, risposta buona. Oh, allez, ci siamo. Cerchiamo un nome di sta pianta che serve a fare olio e si gira verdi usole. Parliamo di... So di qui e so d'altro a tempo. Il girasole. Il girasole, il tournesol, risposta buona. Riverenza a Uiscoli di Veli. Quanta pena. Faccio tanta pena una oggi. Canta tu. No, canta. No, mais un bacio a Feli. Voilà. Allora, un bacio a figli, non vogliono mica cantare. Allez, un'altra domanda. Forma fatta di giunco e oggi di plastico, eh? Chi dio a sguttare un caju o un brocio? Sì, A Gagiadia, a Vattoia. La fattoria cagiadia, risposta buona. Ci vuole picchia! Perché così no pigliano un largo, un rifletta di mica. Allora, l'ultima domanda di Sarafica. Ascoltate bene, non uscite la risposta. Chi è un nome di un capitano interpretato da Johnny Depp in i film Pirati dei Caraibi? Diago Sparrow.
Detto Jack. Risposta 1. Sans faute. 100 punti. In testa, brava. Bravi. Continuiamo e giochiamo a varia via. Bon, è tempo mica di ripigliare, ma di pigliare qualche punto, ancora varia via. Varia via è una domanda, hai 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte e una cominciamo con voi. Bon, riflettete appena. Fra che città faccia lei a Yasu mare e mare sud? Tra Portietio Probia, Piano Tulivaone o Serra di Ferro Onivaggio. Le premier. mare a mare. Se come devidiato, normalmente. Portietio Propria, Piano Tolifarone, Serra di Vero Bonivacio, Milite. Les Maramar. Oui. Allez. Vas-y, appuie. Allora, non c'è mica bisogno di picciare, mi date la risposta. Sento, vas-y, appuie-toi. È prima, e non so che ci vuole picciare. Avanti, vale più appena. Allora, chi mi dite? Portuetio Propria. Portietio Propria, risposta 1, 20 punti. C'è overplay. Tocca a noi, oggi la Gravona. Di che colore deve essere uso vestito di una donna all'occasione di un scontro in cui il Papa tra Allora, tra bianco, turchino o nero. In Cristo. che colore deve essere uso vestito? Bianco. Bianco. No. Voilà. Ma c'è nudo. Turchino. Potete essere rigevi e poi da un Papa, nero. Dunque, un nero perché di vera gli scontri di donne guba sono assai glorificate e ci sono solo 7 donne che sono autorizzate a visitare il Baba. Dunque, 7 donne che devono essere vestite in nero con un bello lebio. Dunque, a Regina Sofia di Spagna, a Regina Paola di Belgica, a Grande Duchezza Maria Teresa di Lussemburgo, a Regina Matilda di Belgica, a Regina Letizia di Spagna, a Principessa Marina di Napoli e a Principessa Charlene. Allez, un'altra domanda tocca a noi, più bella della vita, a squadra. In Portogallo, chi è non so come lo si dice, pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata. Penso. Bon, in Portogallo, chi è? Tra un alcol all'anice che si veglia per Natale, una varietà di pasticceria o allora un paio di sondole. Alcol all'anice, varietà di pasticceria, sondole, un paio di sondole. De chandelles. Pastel Une paire de de sandales, nata. une pâtisserie ou un alcool. Pastel natal, je Non, crois que c'est une non. pâtisserie. Pâtisserie, pastel. Allez. Allez, vas-y. Una pasticceria. una pasticceria, Voilà, una varietà di pasticceria. Voilà. Dunque mica un paio di sondole o un alcol all'anice. Voilà. A scelta è buona, bravi. La pasticceria. La spezia di blanc. Di blanc. Des blancs. Mais on va pas en faire un. Dolce, dolce, dolce. No, on passe a autre chose. L'ultima domanda di Savaria Via. Chi eroe, corso, è stato messo all'onore in un'opera da un compositore Henri Tomasi in un 1956? Allora, tra San Piero Gorso, Pasquale Baoli o Zambuguccio da Lando. Un piège. Je m'attrape. Un opéra du compositeur Henri Tomasi en 1956. San Piero, Pasquale Paolo, Sambuguccio. Sambuguccio o San Piero? San Piero. E Oasogu. Ah, È scritto qui. bon, chi ferma? Fate una scelta.
Ferma San Boguccio. Sambucuccio dunque, Sambucuccio. Un'opera d'Henri no. Tomasi nel 1956 di era San Piero Corso. Voilà, je savais. Cominciava con San, ma era San Piero. San Piero, dunque in 1956 è stato giocato in Bordeaux per la prima volta, st'opera è stata data in Bordeaux e conta dunque un basso di San Piero e un basso particolarmente quasi moglie Vanina quando lo ha stranguleggia perché chi aveva traito il marito di beta ai genuesi, aveva venduto ai genuesi. E colpa di Sambucuccio avevamo cacciato 20 punti di più. L'abbiamo regalati. Bon, t'avete conto con 60 punti. Basta. Bon. Ma hanno cominciato pianamente bene. No? T'avete 80 punti, siete passati in testa. Continuiamo e giochiamo a trappola. Allez, a trappola, preparati dai nostri candidati, l'occasione di pigliare 40 punti se trovate la risposta o di tenere 20 punti di più, se li si sbagliano. E ora cominciamo ancora, e oggi la graone, ancora questa trappola qui, e se la giusto bene, c'è una novità. Voilà. Ah oui, d'accord. Bello bien o ti sviluppo? Bah, Un sviluppo da lezione. la produzione a mesi e mezzi. Oh. Oh. Cosa so c'è? Chi so? Allora, raggiunta da un'epoca di carte così. Voilà. E ti la prova di rimettere sta affare in ordine. Allora, ci le rimetti in ordine un'espressione. Ci le trovare espressioni. Temo e parole bianca, un po' zapanca, in due bianca barba. Infatti ci le ritrovare le espressioni che si può scrivere con tutte queste parole. È un bello esercizio qui, anche per scuole, da? Si ne bueriano spirare, maestri. Le scuole islingue. Allora, hai tu una proposta a fare o no? E barba bianca, disgraziata. Ti piace una proposta? Io... Disgraziata, barba bianca. Un po' zapanca, due po' Un po' zapanca. Allez. Allora, barba bianca disgraziata, in due un posa a panca. On gagne combien quand on l'a dans le désordre? No. Il proverbio dire disgraziata e a panca in due un posa barba bianca. Disgraziata. E perché qui un po' di mica lì una banca un po' amica è la sola, c'è qualche sia che si posa non. Ecco. Non ci sono tutte parole, voilà. Ecco, vuole dire che invece quando li so per tutti ben mancano perché chi erano quelli che ci passavano usabè. Et eux, ils ont réinventé le puzzle, en fait. Un ritratto, te? Ritratto. Allora, vado là, qui sul ritratto e mettila lì. In due, sa gara qui. Allez, Cosa, c'est pour toi. C'est le Allora, buffet de la gare. come dice qui l'altro scemo, j'achète. Le cirque. In due semi, in due sta gara. C'est pas marqué derrière. No. Poi hanno scelto un anziano ritratto, Côte Corse ou Corse du Sud? Ah, pas loin. Ah, quand même, oh. moins ça. È in Corsica. Ah, bravo. Delle ciunne, Un paese o una città, allora, chi mi dite? Ci voudrais non calbi. Oui. Oui. Eh ben, calbi alors. Mi dite? Est-ce que ça commence par un C? Bon, allez, una Calvi. Calvi. Vicino. Portivecchio. Voilà. Portivecchio. E Portivecchio. All'ebiga chi chiudreno voilà un portivi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Quindi non aveva la Allora. trappola.
Allez. T'avete con tu con 80 punti, eh? Allez, mio caro. Ma se ti sempre in testa con 100 punti, bravi. Allora, la fare può essere stata giocata a un cuscia a capo. Bon, senti a tocca. Brava, bella partita. E me la giocava a sciarpa a capo e me la prova di... Ma soprattutto voi, e me la prova di trovare un personaggio. Allora, riflettete a un questo primo indizio di Patrizia. Dunque, un soccorso uso di Dijon, in una famiglia più corsa è stata viola che ha francato un cabo maridandosi. Il francese Igeri e la franchì un cap. Elle a franchi un cap et c'est sa fille qui serait la plus corse et lui il est de Dijon. A viola il Rubicon. Mica Bon, le Rubicon. O dijonese mi parla mica, però. Allora, un altro indizio allora per 50 punti. Una discendente di Meio ha sposato a Julien Clerc in Pinu negli anni 80. La femme de Julien Una Clerc. maniera di costruire un ponte con l'isola di Corsica. La femme de Julien Clerc. Costruisce un ponte. Eiffel. 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 Vabbè. Bernard Antoine, enfin. Non? Qual è su Eiffel? Ou Bonté, cioè no, c'est pas lui. Il avait pas Ah, fait un point. Ponte Leccia. On era mica qua su. Chi era uso nome? Chi era uso nome? Eiffel. Oui, mais uso nome. Gustave. E a sua casata Eiffel. Gustave. Gustave Eiffel e bonne réponse. Bravo. Allora, quantunque a specialità di Gustave Eiffel era l'acciaio, Sì. Era la generazione acciaio, mica il Bonte Leccia, quello Uecchio, fine, Ah, l'anziano quello Uecchio, Uecchio d'acciaio, mica quello da là. Dunque, di a Viola che si era maritata con un ambasciatore diplomato originario di Gabigorso e una discendente di su Gustave Eiffel si è maritata in Gabigorso in U con Julien Clerc. Vabbè. Allora, suspense. Avete 120 punti. Non basta mica, 150 punti i voci del Gravoni sono i nostri sapientoni di stasera. Bella partita, ma regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo journal de la Corse. L'altri hanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, venite pure giocare con noi, ci sarà da bere e da mangiare. Sapientoni.tv, on la pagina di Facebook. Potete cercare due belle squadre di stasera, ringrazio di nuovo il pubblico. Grazie Patrizia. Grazie Laurent, grazie a tutti. È stato un piacere, da qui una stondetta di informazione, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!